Pace e bene a voi presenti, a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con l'inno del Giubileo Pellegrini di Speranza. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Ogni lingua, popolo e nazione trova luce nella tua parola, figli e figlie fragili e dispersi sono accolti nel tuo figlio amato. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, anche questa mattina il Signore Gesù ci invita alla mensa della Sua parola e dell'Eucaristia e ci chiama a conversione. E riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, donaci di orientare sempre a Te la nostra volontà e di servirti con cuore sincero. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, di fronte alla promessa di Dio, Abramo non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio.
Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Nella parola che il Signore ci dona in questo lunedì, invita tutti noi che vogliamo essere Suoi discepoli, tutti noi che lo riconosciamo come maestro di vita, tutti noi che vogliamo imparare da Lui
umilmente imparare da Lui e lasciarci insegnare da Lui i segreti di una vita veramente felice, di una vita realizzata, andiamo dietro a Lui perché sappiamo che Lui ha parole di verità per la nostra vita. Ecco, il nostro Maestro, dietro al quale noi vogliamo andare, oggi ci dice di fare attenzione al peccato della cupidigia, fare attenzione a non accumulare tesori solamente per sé e invece fare attenzione e arricchirsi presso Dio. Cosa vuol dire arricchirsi presso Dio? Significa appunto questo: desiderare riempire, arricchire la propria vita di quella pace, di quella gioia, di quell'amore, di quella misericordia, di quel perdono, di quella fraternità che il Signore Gesù ha vissuto, testimoniato, insegnato e ha lasciato in eredità. Arricchirsi presso Dio significa: Signore, io vengo dietro a te, mi faccio tuo discepolo, ti riconosco mio maestro, perché desidero vivere la mia vita così come tu mi hai insegnato a viverla. Voglio essere cristiano, uomo, donna, che vive l'esperienza della propria storia e della propria quotidianità, la vive a immagine e somiglianza della tua vita. Voglio, nella mia quotidianità, nella mia storia, nelle mie relazioni, voglio, Signore, agire con una mente e con un cuore simili al tuo modo di vivere e al tuo modo di amare. Questo significa essere cristiani, discepoli di Cristo, desiderosi di vivere secondo l'esempio di Cristo. E San Paolo, nella prima lettura di oggi, ci porta l'esempio di Abramo, al quale il Signore fa una promessa, cioè una cosa che riguarderà il suo futuro. Abramo non chiede garanzie prima di partire per andare verso il futuro promesso da Dio, ma si fida di quanto Dio gli promette e parte senza chiedere credenziali, potremmo dire prima. Parte perché è certo che Dio realizzerà ciò che ha promesso. Ecco il giubileo della speranza, testimone di speranza. Il cristiano è testimone di speranza perché è certo che quello che Dio promette, e quindi non è ancora del tutto realizzato, è un qualcosa che riguarda il nostro futuro, è certo che quanto Dio promette, Dio lo realizzerà. Dio ci promette felicità, gioia, pienezza di senso, amore, misericordia, se ci mettiamo umilmente in ascolto della sua parola e se viviamo secondo la sua volontà. Dio ci promette questo, Dio certamente lo farà. Dio ci promette salvezza, Dio certamente lo farà. Non è una speranza effimera quella che ci promette Dio, ma è una speranza certa. Dio ci promette vita eterna? Di certo questo Dio lo farà. Mi fido di Dio. Ecco allora, chiediamo l'intercessione di Maria Santissima, l'intercessione del nostro caro San Leopoldo, affinché anche noi, come loro, possiamo buttare il nostro cuore nel cuore del Signore Gesù, buttare la nostra vita nelle mani del Signore Gesù e lasciare che sia Lui a condurci lungo i sentieri della salvezza.
l'acqua divina, sì, Signore nostro Dio, con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di salvezza. Lavami, Signore, da ogni cosa. Sorelle, fratelli, pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, per questi tuoi doni concedi a noi di servirti sempre con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa veramente buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Con ferma speranza attendiamo la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Umilmente ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Ada, di Egidio e, nella tua misericordia, di tutti gli altri defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, Antonio di Padova, San Leopoldo, Padre Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. E affinché il Signore continui a donarci con abbondanza il suo Spirito, per aiutarci a vivere sempre più come Suoi figli lungo i sentieri della nostra storia e del nostro tempo, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, dal male. Concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare al nostro peccato ma alla fede della Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco Gesù, agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e dona la pace. Beati noi anche oggi, invitati alla cena dell'agnello. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te.
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Hai dato un cibo a noi, Signore, al numero 70. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida e grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua mensa corsi siamo, pieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, ai nostri anziani ed ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, per l'intercessione di San Leopoldo, su voi qui presenti, su quanti sono stati in comunione con noi attraverso la TV o i social, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate sempre l'amore di Dio con la vostra vita, andate e portate pace.
e buona giornata a tutti. Vergine Santa, Vergine Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor Per dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portasti al mondo il Redentore, piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Caprix, 2 offerte così. Oltre 200 prodotti a prezzo bloccato o ribassato e tantissime offerte in 3x2 come prosciutto cotto Casa Modena a 1,66 € al pezzo. Entra in una città dipinta. Vivi l'atmosfera, la bellezza di spazi che raccontano il tempo. Segui il fluire dei secoli che attraversano storia, scienza e cultura. Scopri una città dove ogni incontro diventa un'esperienza. Padova, dove la vita è arte. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Affidati a chi sa darti la visibilità e la dignità che meriti. Difesa e tutelare chi ne ha più bisogno. Far valere i propri diritti e quelli di chi guarda al futuro. Noi della CISL Pensionati crediamo che esista un modo solidale per far valere i propri diritti. Tutela previdenziale e sociosanitaria, servizi e assistenza fiscale. Con oltre 2000 sedi in tutta Italia. Noi ci siamo. Amici, un lunedì con tempo in peggioramento.